Lunedì 25 agosto, puntuali con la ripresa del campionato, torniamo con anteprima corner e con corner questa sera. Intanto l'appuntamento del pomeriggio, con me in studio c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Ben trovati. E allora ricominciamo per parlare delle siciliane. Ricominciamo dal Catania con Alessandro, poi fra non molto andremo a Palermo e poi a Trapani e anche a Siracusa. Ma intanto, come detto, come anticipato, vediamo insieme con Alessandro la situazione del Catania. Un Catania che di fatto ha giocato una partita, possiamo definire d'allenamento, quella di ieri, un test quasi di metà settimana contro una squadra che probabilmente non aveva moltissime velleità, tantissimi giovani di buona volontà, di grande anche di buone qualità tecniche, un allenatore di esperienza, non in panchina perché è squalificato, che è Delio Rossi. Però alla fine il Catania ha fatto un 6-0 che adesso va interpretato. Troppo forte il Catania, avversario troppo debole, oppure chiaramente vanno prese le misure giuste poi al campionato? Beh, la verità sta sempre in mezzo in questi casi, Angelo. Il valore del Foggia indubbiamente è relativo. Quello del Catania si è intravisto, nel senso che è una squadra che rispetto all'anno scorso ha una fase offensiva molto più fluida, molto più brillante, ha più soluzioni per arrivare al gol. L'anno scorso dipendeva quasi esclusivamente da Roberto Inglese, quest'anno a occhio e croce ci sono almeno 6 interpreti che possono andare in gol, anche gli esterni, lo stesso Aloi con la conclusione dalla distanza, i trequartisti, Cicerelli, D'Ausilio che è subentrato, Lunetta. È una squadra che mi sembra meglio organizzata, strutturata rispetto all'anno scorso. È chiaro che i piedi devono essere ben piantati a terra perché bisogna dare la giusta dimensione a questo risultato, però la prestazione è una prestazione, nel senso, se tu non hai determinate geometrie, se non hai determinati interscambi tra i reparti, non li hai né contro il Foggia né contro la Salernitana. Quindi questo sicuramente è un punto a favore del Catania. Credo che la partecipazione anche importante a livello non solo numerico del pubblico, ma anche proprio di partecipazione emotiva, cioè è come se il pubblico ieri si sia innamorato diciamo, a prima vista di questa squadra. Quindi questo è un fatto molto importante, perché veniamo da stagioni in cui il rapporto tra ambiente e squadra è stato un rapporto abbastanza tormentato. Partire così alla prima giornata con questo connubio che sembra funzionare, secondo me è il dato più significativo che dobbiamo conservare dalla partita di ieri sera. Continueremo a parlare della partita di ieri sera anche stasera nel corso di corner a partire dalle 20:45. Adesso ci sarà tra l'altro Michele D'Ausilio, lo possiamo anche anticipare, sarà con noi, insomma, uno dei protagonisti della partita di ieri, anche se a gare in corso, però insomma, D'Ausilio non lo dobbiamo sicuramente presentare noi, è un giocatore che è stato determinante nella promozione in Serie B dell'Avellino, è arrivato a Catania e ha già lasciato intravedere il suo potenziale. Allora, per chiudere quella che può essere la parentesi rispetto alla partita di ieri, sentiamo le parole di Lunetta nel post gara, poi ci concentriamo perché questa è una settimana decisiva. Siamo a una settimana dal gong della sessione estiva al calciomercato, quindi daremo tutti gli aggiornamenti che appunto riguardano le strategie di mercato in entrata dei rossoazzurri. Allora, sentiamo Lunetta e poi vedremo anche il top del match e poi tanto mercato. Nel secondo tempo, nonostante eravamo già 4-0, abbiamo continuato a spingere. Chi è entrato aveva voglia di mostrare, aveva voglia di fare e ha tenuto alto il ritmo, ed è quello lo spirito giusto. Sicuramente si parte, come dicevo anche in ritiro, da una base migliore, perché ci sono state meno problematiche, c'era già una spina dorsale importante dell'anno scorso, quindi si è amalgamato meglio il gruppo rispetto all'anno scorso, che eravamo tutti nuovi e avevamo avuto, come sapete, delle problematiche già dal ritiro, già da agosto. Quindi la base è migliore. Adesso dire che il gruppo e la squadra sia meglio dell'anno scorso, solo il tempo lo dirà. Allora, Lunetta come sempre è molto schietto, sempre molto diretto,
Giocatore utilissimo, Angelo. Un giocatore che utilissimo, sa fare praticamente tutto lì davanti. È un giocatore che poi ha un'indubbia capacità di leggere sempre con grande acume le situazioni degli ultimi 16 metri, o in fase di rifinitura o in fase proprio realizzativa, o come assist man. Mi sembra un giocatore molto importante nell'arco della stagione. Ha fatto bene il Catania a confermarlo. Rispetto a quello che è poi il rendimento della squadra di ieri, per anteprima corner hai ritagliato come top del match Casasola, un giocatore che ha dato tanta continuità sul settore di destra e ha messo un numero impressionante di palle in mezzo, sempre con molta precisione. È un giocatore tecnicamente che non si discute, e poi ha questa frequenza nella corsa che difficilmente in Serie C è riscontrabile. È un giocatore che ha tantissime presenze in Serie B, fa tutta la fascia con una disinvoltura evidente, e quindi sarà uno dei punti di forza certi del Catania, che sulle corsie si è migliorato molto. Da Guglielmotti ad Anastasio a Casasola a Donnarumma, credo che il Catania abbia fatto un upgrade molto importante. Per quanto riguarda le curiosità su Casasola, se possiamo restare un attimo sulla grafica, possiamo vedere come già nel 2015, quindi 10 anni fa, lui che è del 95, si è laureato campione del Sud America Under 20 con la maglia della nazionale argentina, in una squadra in cui lui era titolare, e c'erano anche Angel Correa, che è stato a lungo stella dell'Atletico Madrid, e Giovanni Simeone, il figlio del Ciolo, che poi ha fatto una buona carriera anche in Italia. Allora, adesso mercato, apriamo questa parentesi perché entriamo in quelli che sono i giorni decisivi della sessione estiva, dicevi tu, della campagna a trasferimenti. Indubbiamente il Catania, visto ieri, è un Catania certamente diverso, dicevamo prima, rispetto all'anno passato, un Catania che però ha bisogno diciamo, delle ciliegine, un paio di ciliegine per completare questa torta. Assolutamente sì. Intanto partiamo da un dato che è rilevante nell'ottica di tutte le strategie di mercato in entrata che il Catania sta sviluppando. Oggi, proprio mentre stiamo andando in onda, Francesco Di Tacchio si trova a Roma per un consulto specialistico con il professor Mariani, per capire l'entità del problema al ginocchio che lo tormenta da alcuni giorni. In base alla prognosi che verrà ovviamente stilata all'esito di questa visita, il Catania saprà se potrà contare su Di Tacchio, diciamo, a breve scadenza, oppure se dovrà rinunziare a Di Tacchio per un lungo periodo. E questo chiaramente è determinante per le strategie su quello che deve essere l'intervento sul reparto di centrocampo. Noi abbiamo evidenziato con delle foto quelli che sono gli obiettivi a centrocampo del Catania, allora, che possono coinvolgere anche altri giocatori in rosa del Catania. Il primo che andiamo a esaminare è Buglio, centrocampista della Juve Stabia, uno degli artefici della promozione dalla C alla B della Juve Stabia e dell'ottimo campionato che la Juve Stabia ha fatto l'anno scorso in Serie B con Guido Pagliuca in panchina. Buglio potrebbe arrivare al Catania e su questo discorso già da giorni parlano il direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa e il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore. Potrebbe arrivare a Catania sull'onda di uno scambio, cioè Quaini potrebbe andare a Castellammare e Buglio venire a Catania. Ancora mancano dei dettagli per quanto riguarda la quadra degli stipendi dei due calciatori, però è una cosa che al momento possiamo definire calda e da seguire con grande attenzione. L'altro profilo che il Catania sta seguendo a centrocampo è Simone Tascone del Foggia, che ieri era assente per squalifica, non ha giocato Catania-Foggia, ma è un giocatore di sicuro rendimento nella categoria, che viaggia con una media di 5 gol a stagione, giocatore dotato di una ottima conclusione da fuori area, e quindi anche lui lo dobbiamo ritenere tra gli obiettivi del Catania. È chiaro che se la questione di Tacchio dovesse diventare
importante come assenza. Il Catania potrebbe prenderne 2 a quel punto centrocampisti, cioè fare questa operazione Buglio-Quaini e prendere Tascone al posto di Di Tacchio. Andiamo invece al reparto offensivo. Qui dobbiamo collegarci a quello che avevamo detto nell'ultima puntata di Focus Sport, sì. Che diciamo è la costola di Anteprima Corner. Nell'ultima puntata accennavamo alla possibilità che a Catania arrivasse un attaccante, diciamo, con una storia affascinante, cioè stiamo parlando di un giocatore catanese, Simone Leonardi, classe 2005, che era andato poi a fare fortuna nelle giovanili della Sampdoria, ha esordito in Serie B con la maglia della Sampdoria, ha fatto anche gol, poi è andato in prestito a Rimini. Il Catania su Leonardi ha deciso di investire, cioè lo vuole acquistare e possibilmente darlo in prestito per valorizzarlo e per insomma, investire su un giocatore che ha prospettive importanti, è un 2005. Quindi l'operazione Leonardi è destinata ad andare in porto anche perché c'è l'ok della proprietà, perché è un investimento di circa 1 milione di euro, il Catania lo prenderebbe a titolo definitivo, e avere, diciamo, una possibile plusvalenza futura per quello che sarà l'andamento e il rendimento di questo giovane attaccante. Però è ovvio che il Catania sta lavorando su un centravanti di categoria fatto e finito che vorrebbe mettere a disposizione Mimmo Toscano. Senza fare giri di parole, l'obiettivo numero 1 rimane Sasà Caturano, nonostante il gol che ha realizzato ieri che ha contraddistinto la vittoria del Potenza sul campo del Giuliano, nonostante le dichiarazioni dell'allenatore del Potenza a fine partita che ha escluso una possibile partenza di Caturano, il Catania sta continuando a lavorare, forte della volontà del calciatore di venire a Catania. Tra l'altro Caturano ha una compagna catanese, ha già imbastito l'accordo con l'agente del calciatore e sta trattando col Potenza perché il Potenza vuole un indennizzo per liberare Caturano, vuole pagato il cartellino. Quindi in questo momento ci sono a colloquio il figlio del patron Macchia del Potenza con Ivano Pastore per risolvere questo nodo che ad oggi impedisce a Caturano di venire a Catania. Il Catania ovviamente deve guardare delle alternative, ha tentato fino a questa mattina con Cosimo Patierno dell'Avellino, perché l'Avellino inizialmente sembrava non propenso a dare via Patierno e eventualmente ridiscuterne a gennaio, poi c'è stata un'apertura su questo tipo di trattativa. Però cosa è successo nel frattempo? Che i 2 attaccanti teoricamente titolari dell'Avellino, cioè Tutino e Favilli, si sono infortunati e quindi Patierno vede la possibilità di avere spazio e giocarsi le sue chance in Serie B, e quindi è un attimo restio ad accettare questo corteggiamento del Catania. L'alternativa può sempre arrivare a Caturano, può sempre arrivare da Avellino e si chiama Gabriele Gori, un attaccante che ha avuto anche dei trascorsi in Serie B con la maglia del Cosenza, era una grande promessa della Fiorentina quando era nel settore giovanile dei Viola. Non ha espresso finora tutto il suo potenziale, ma rimane un attaccante moderno, un attaccante che può giocare in più posizioni del fronte d'attacco, molto forte di testa, e quindi l'alternativa a Caturano possiamo dire che è Gabriele Gori al momento. Dobbiamo dare anche una notizia di una partenza. Marsura ha risolto il contratto, altra possibile partenza nelle prossime ore potrebbe essere quella di Filippo D'Andrea, che dovrebbe andare al Sorrento. Bene, allora ci fermiamo qui per quanto riguarda il Catania. Adesso apriamo il collegamento con Palermo. C'è il nostro Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Non sentiamo Marco, ma a breve avremo anche la sua voce, perché abbiamo gli effetti diciamo ambientali, ma non abbiamo la sua voce. In attesa. Non ti sentiamo Marco, allora in attesa di sentirti facciamo così, andiamo in pubblicità e poi apriamo il collegamento con Marco Gulla a Palermo. Nel frattempo io ringrazio anche Alessandro Vagliesini, che ritrovo stasera 20:45. Parleremo anche diffusamente dell'FVS, avremo anche Max Velotto che ci spiegherà ancora meglio le novità regolamentari che quest'anno contraddistinguono il campionato di Serie C. Grazie. A più tardi.
fermiamoci e ricordiamo che c'è D'Ausilio, nostro ospite qui in studio. A fra pochissimo. Bene, siamo di nuovo insieme per la seconda parte di Anteprima Corner. Marco Gullà, Palermo. Ci riproviamo. Eccoci, buon pomeriggio. Stavolta ti sentiamo chiaro e forte. Allora Marco, il Palermo è partito assai forte, dobbiamo dire, perché intanto l'accoglienza e il pubblico straordinario anche a Barbera, così come è accaduto ieri al Massimino di Catania, ma stiamo parlando di due campionati diversi, la Serie C e la Serie B, quasi 20.000 a Catania, oltre 30.000 invece al Barbera. Che cosa ci dici del grande entusiasmo che ha portato Pippo Inzaghi? Intanto insomma che Palermo e Catania meriterebbero altri palcoscenici, non sicuramente nella B e soprattutto la Serie C. E Inzaghi ha portato entusiasmo, ma soprattutto credo, Angelo, che al di là dell'effetto ambientale, che è importante perché comunque sappiamo benissimo che il fattore Barbera, il fattore tifo è sempre comunque abbastanza influente. Io credo che Inzaghi abbia lavorato sul gruppo, lo abbia costruito, l'abbia plasmato e adesso insomma i risultati iniziano a vedersi. Certo è ancora prematuro dire che il Palermo sarà la corazzata, che il Palermo sarà la squadra che vincerà a mani basse il campionato, anche perché non sarà così, anche perché ci sono squadre che già hanno dimostrato di voler insomma andare in Serie A, penso al Venezia, penso al Monza, all'Empoli, quindi il Palermo avrà sicuramente delle dirette concorrenti abbastanza importanti, però certamente la partenza è stata con la marcia giusta, sgommata. Il Palermo ha giocato molto bene con la Cremonese, passando il turno in Coppa Italia, e sabato scorso ha dimostrato di avere una grande vivacità, definiamola così, e in questo primo insomma scorcio di stagione, battendo la Reggiana con il punteggio di 2-1, ma possiamo anche dire che questo punteggio nasconde tanto altro, nasconde che il Palermo ha collezionato più di 14 palle gol, nasconde che il Palermo sicuramente poteva segnare di più, nasconde anche che il Palermo insomma non ha sofferto, al di là del temporaneo pareggio della formazione Amaranto su una mezza papera del portiere Bardi, e quindi è stata una prestazione assolutamente con la P maiuscola, con la squadra che in ogni reparto ha sicuramente dimostrato di essere molto molto capace in difesa, con Bani che ha orchestrato anche in parte le azioni di rilancio dei rosanero, non succedeva credo da decenni. A centrocampo con Ranocchia finalmente nelle vesti di play, che ha impostato molto bene il gioco, e poi in avanti quando ti ritrovi un giocatore come Poyampalo, alla prima palla gol il finlandese ha fatto centro, e credo che il Palermo sia in questo momento in grandissima forma nonostante il periodo di agosto, e soprattutto inizia a capire davvero di essere una squadra forte e di potersela giocare con tutti. Allora sentiamo cosa ha detto Inzaghi a proposito della prestazione dei suoi, sulla reazione avuta anche in parte dai suoi giocatori. Ti fanno gol su autorete, probabilmente poteva ammazzare un toro, ma non questo Palermo, che ha avuto una grandissima reazione, si è ribellata al fatto di pareggiare una partita insomma, che non meritava di pareggiare, ha trovato subito il vantaggio con Pierozzi e sono molto contento. Lapidario il suo commento, però è contento, è felice Inzaghi, insomma avverte che la squadra lo sta seguendo, recepisce quelli che sono i suoi, diciamo, il suo modo di giocare, la sua filosofia calcistica. Marco. Sì, tra l'altro ha anche diciamo, ringalluzzito con i suoi dettami giocatori che l'anno scorso avevano fatto molto male, penso anche allo stesso Pierozzi, assolutamente trasformato, una metamorfosi sia nella gara di Coppa Italia contro la Cremonese, che ricordiamo Palermo ha praticamente giocato molto bene allo Zini di Cremona, sembrava che insomma l'avversario fosse di caratura addirittura inferiore a quella del Palermo, invece poi abbiamo visto che la Cremonese ha vinto 2-1 sul campo del Milan con 65.000 spettatori, quindi forse un pizzico insomma di ragione a chi diceva che il Palermo aveva già iniziato molto bene contro una squadra di grande caratura come la Cremonese glielo dobbiamo dare.
E poi insomma appunto l'ingaluzzito Pierozzi, anche lo stesso Augello, che comunque non aveva lo scorso anno, ha trovato in lui sicuramente un elemento di grande spinta, di grande importanza per il gioco sul settore esterno. Guarda, devo dire la mia, forse l'unica nota non negativa, ma forse l'unica nota un po' grigia è Brunori che io non vedo in quella posizione della tre quarti. Brunori secondo me è un centravanti, è un giocatore che fa i gol, è un numero 9 e quindi nelle vesti quasi di trequartista ovviamente va un po' anche a stonare con le sue qualità, però siccome Brunori deve giocare, Brunori non può stare fuori da questa squadra, allora anche lui di comune accordo con Inzaghi si è ritagliato insomma queste zolle di campo che magari non fanno parte del suo repertorio, però in qualche modo riesce a fargli insomma rientrare. E poi per il resto insomma il Palermo piace, convince, vince, in questo momento non possiamo trovare altre note diciamo stonate in una sinfonia che fino adesso è perfetta. Poi ovviamente già il Palermo alla prossima partita di campionato dovrà dimostrare le stesse qualità e la prossima non è facile perché è sempre in casa al Barbera, ma contro il Frosinone, formazione che molti hanno un po' sottovalutato ai nastri di partenza, però ha una qualità in rosa importante e già ieri lo ha dimostrato battendo per 2-0 l'Avellino in casa. Va bene Marco, situazione magari diciamo infermeria. Mercato, sì. Mercato e infermeria, rapidamente così magari per la prossima partita l'infermeria e il mercato, cosa cerca il Palermo nell'ultima settimana di trattative? Ed ormai è recuperato, ha giocato infatti anche il secondo tempo contro la Reggiana, si spera anche di recuperare Gomez e Di Francesco per questa partita contro Frosinone. Mercato, il Palermo probabilmente ha già chiuso la sua sessione con gli arrivi di Joronen e Veroli, però c'è la grana Magnani, cioè definiamo la grana, nel senso per la società, perché Magnani ha un problema familiare importante, ha chiesto di essere ceduto, vuole ritornare verso casa e lui abita a 20 km da Reggio Emilia, allora la soluzione è la Reggiana. Magnani andrà in prestito secco alla Reggiana fino a fine campionato. Bene, grazie allora Marco Gullà per le sue preziose informazioni che ci ha fornito sul Palermo. Ci ritroviamo la prossima settimana con Anteprima Corner e poi chiaramente durante la settimana nei nostri telegiornali. Adesso Lega Pro, torniamo a occuparci di Serie C con Franco Cammarasana intanto da Trapani. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio. Grazie Angelo. di essere con noi. Andiamo invece anche a Siracusa dove per noi c'è Marco Petrolito. Buon pomeriggio Marco anche a te. Buon pomeriggio a voi. Grazie. Allora partiamo da Trapani che ha già giocato ieri sera, esordio in trasferta. Il menotto probabilmente ha pesato sulla testa e sulle gambe dei giocatori del tecnico Aronica. Un pari 0-0 che probabilmente possiamo dire premia oltre misura per quello che si è visto in campo la squadra granata? Esattamente, come se il Trapani a Casarano avesse trovato una pepita d'oro. Tanto prezioso questo pareggio a questo punto perché è stata una partita largamente in mano al Casarano, largamente dominata dalla squadra pugliese. Un paio dei reparti scollegati, fuoco aggressivo, in fase di interdizione con i portatori di palla avversari liberi di alzare la testa e impostare il gioco al loro piacimento senza avere avversari pronti nell'interdizione. Per quanto riguarda il gioco offensivo del Trapani, pochissimi fraseggi a centrocampo e punte chiaramente poco servite, lunghi lanci dalle retrovie, imprecisi spesso. Trapani che ha sofferto enormemente soprattutto sulle corsie laterali. Ci aspettava insomma un altro Trapani che sebbene sia totalmente nuovo, ieri per esempio sono degli 11 scesi in campo all'inizio, c'era un solo giocatore della scorsa stagione, Carriero, che poi tra l'altro è uscito nel secondo tempo. Quindi una squadra del tutto nuova, però è anche una squadra che è stata completata o quasi completata sin dall'inizio della preparazione, del ritiro. C'è stato il tempo, ripeto, di amalgamare questo nuovo complesso, però ieri di questo si è visto poco e non c'era certo bisogno di andare a Casarano ieri per andare a lezione
di come si gioca in Serie C. Sicuramente un Trapani da rivedere, e lo ha confermato anche lo stesso Aronica a fine partita. E sentiamolo, allora, se c'è questa intervista già pronta, ecco, mandiamola in onda. Sentiamo Aronica, le sue battute. Siamo stati bravi a tenere botta, a lottare fino alla fine, però chiaramente il Casarano nel primo tempo specialmente ha avuto qualche occasione in più. La squadra oggi non mi è piaciuta, specialmente il primo tempo, al secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, è andato un po' meglio, però c'è da lavorare sotto il profilo fisico, sotto il profilo tattico. Ecco, torniamo a casa con il punto, con un pareggio positivo che sicuramente è un risultato positivo, che sicuramente ci dà morale, però ripeto, sono molto, come dire, dispiaciuto per quello che ho visto in campo, specialmente il primo tempo. Grande onestà intellettuale da parte di Aronica. Franco, chiudiamo con un'ultima battuta sul mercato. Mi devi dire semplicemente sì o no se secondo te il presidente Antonini investirà ancora, nel senso che metterà ancora altre risorse economiche per fornire nuovi tasselli ad Aronica, oppure se la campagna acquisti del Trapani si è chiusa già. No, è chiusa, se arriverà un altro difensore e anche un trequartista. Quindi abbiamo capito che il Trapani prenderà sicuramente un altro difensore e un trequartista. Questo è quello che capiamo, mentre il collegamento in questo momento è un po' troppo ballerino, quindi da Trapani adesso andiamo a Siracusa. Grazie a Franco, ovviamente con te l'appuntamento nei nostri telegiornali. Adesso andiamo a Siracusa da Marco Petrolito. Buon pomeriggio Marco. Allora, Siracusa che comincia... caduta la linea, non vedo più il collegamento con Siracusa, abbiamo invece ancora Cammarasana, ma volevo chiedere a Marco Petrolito se effettivamente insomma, questa vigilia in casa Siracusa è piuttosto diciamo, come dire, in apprensione, perché ci sono state tante vicissitudini nell'ultima settimana. Andiamo da Marco, sì. Sì, se mi sentite, ci sono parecchie novità da Siracusa, una vigilia molto movimentata, cresce l'attesa naturalmente anche tra i tifosi che non potranno seguire la gara che sarà a porte chiuse, ma le vicissitudini principali hanno riguardato il mercato, il nodo DS che ancora deve essere sciolto e soprattutto la mancanza di giocatori a disposizione del tecnico Turati che è andato a Salerno con gli uomini contati, ecco. Quindi questi sono, diciamo, gli elementi che destano maggiore preoccupazione. La partita di stasera, ci sono delle novità dell'ultima ora, possiamo dire qualcosa su quello che potrebbe essere l'11 che sfiderà la Salernitana, che poi è una squadra, diciamo, una nobilissima del campionato di Serie C, fino a un paio d'anni fa addirittura era nella massima serie. Sì, le novità ce ne sono anche parecchie, soprattutto per quanto riguarda il mercato. Dicevamo, è arrivata soltanto un'ora fa la firma di Matteo Zanini, un esterno sinistro svincolato ex Abinolef classe 1994, che si è già aggregato alla prima squadra e quindi potrebbe essere utilizzato anche stasera in corso d'opera. Si attendono novità anche per l'attaccante brasiliano Luan Capanni, che è partito con la squadra ieri e che anche lui in attesa di una firma che potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore, e quindi consentirebbe anche a Capanni di prendere parte al match. E poi è dato in chiusura anche Ignacio Molina della Vispesaro, un altro attaccante, quindi tre giocatori che sicuramente, se dovessero essere impiegati, potrebbero fare la differenza per il Siracusa, che scenderà in campo con un 4-3-2-1, Limonelli che giocherà alle spalle di Contini e Di Paolo in avanti, in porta ci sarà Farroni, Faglia, Bonacchi, Catena e Job, saranno i quattro della catena difensiva, con Bacandiano e Puzzone che giocheranno in mezzo al campo. Molte sono le notizie che giungono da Siracusa, come dicevamo. Intanto il numero degli abbonati che è superato abbondantemente in quota 1600, quindi a testimonianza dell'entusiasmo dei tifosi che comunque non vedono l'ora di vedere la loro squadra in azione in un campionato professionistico dopo anni di Serie D. E soprattutto sono stati ufficializzati anche altri giocatori giovanissimi che potrebbero anche esordire questa sera. Uno di questi è Monreale, che è un giocatore locale che comunque ha ritrovato e riscosso la fiducia del tecnico sin dai primissimi allenamenti e dalle primissime partite del precampionato. Infine una nota da segnalare, che questa sera il Siracusa utilizzerà per la prima volta il nuovo kit da trasferta interamente bianco, quindi grande attesa anche per questo, perché comunque ci si aspetta che la squadra possa rispondere positivamente nonostante quelle carenze di cui abbiamo parlato e soprattutto nonostante le defezioni che ancora contraddistinguono l'11 a disposizione di mister Turati, ecco.
Sì, grazie allora a Marco Pedrolito che Grazie ci a voi. racconterà poi evidentemente la partita nei telegiornali. Volevo semplicemente chiederti un'ultima curiosità, capitolo direttore sportivo, pensi possa essere a breve, si possono sciogliere le riserve a breve oppure insomma si andrà avanti per un po' di tempo senza questa figura? Se ne parla da giorni, nelle ultime ore era stato accostato il Siracusa anche il nome di Ferrarese, tuttavia sembra si stia lavorando per un possibile dietrofront di Antonello Laneri che aveva dato forfait nei giorni scorsi per dei motivi di carattere familiari, poi un presunto chiarimento con il presidente Alessandro Ricci e quindi la possibilità che possa tornare ad accettare di occuparsi di mercato per chiudere appunto queste ultime settimane quelli che sono gli affari che possono davvero essere determinanti per il Siracusa perché sono necessari, come dicevamo poc'anzi, a completare l'organico a disposizione del tecnico. Quindi scusate, si prospetta un ritorno di Laneri, queste sono le ultimissime che filtrano dall'ambiente Siracusa. Grazie allora Marco Pedrolito, finisce qui anteprima Grazie a voi, corner buon di pomeriggio. questo lunedì 25 agosto, ci ritroviamo stasera comunque con Corner, trasmissione extra large, tutta dedicata al Catania, approfondimenti di mercato, parleremo ancora di Moviola, parleremo di quello che è stato l'impatto ieri ambientale al Massimino, del ritorno al Massimino anche del presidente Pelligra e con noi in studio ci sarà, come detto prima, Michele D'Ausilio, centrocampista rosso-azzurro. A tutti un grazie, buon pomeriggio a voi, l'appuntamento alle 20:45 su Telecolor con Corner.